Qui a Lampedusa siamo preoccupati, la rotta libica è sempre più attiva e non so cosa potrà succedere quando le condizioni del mare saranno ancora più favorevoli alla navigazione. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, dove nelle ultime ore proseguono senza sosta gli arrivi dei migranti. In questo momento la gestione della prima accoglienza è tutto sommato sotto controllo, aggiunge, anche perché con le navi quarantena predisposte dal Ministero degli Interni si riesce ad alleggerire la pressione sull'hotspot. Ma nelle prossime settimane, quando i numeri cresceranno, cosa succederà? Se non si interviene sulle cause e sui paesi di origine dei flussi migratori, continueremo a passare da un'emergenza all'altra. Mi auguro che il governo Draghi dedichi la massima attenzione ai tanti aspetti che riguardano le migrazioni, prosegue Martello. Sia in Italia che in Europa servono azioni politiche e gestionali pianificate, serve un nuovo approccio all'intero fenomeno che porti ad una migrazione ordinata, regolare e sicura e che al tempo stesso sostenga i territori di confine. Gli arrivi di migranti attraverso la frontiera terrestre, così come gli sbarchi fantasma dal Nord Africa o dalle sponde turco-elleniche, restano sul piano della sicurezza le modalità di ingresso più critiche, rispetto alle quali i rischi sanitari connessi alla possibile dispersione sul territorio nazionale di soggetti positivi al virus sono andati ad aggiungersi al pericolo di infiltrazioni terroristiche.